Invisible Man. Ma di più ragazzi, ma dai, siete partiti in anticipo. I ciclocrossisti qua sono partiti in anticipo con gli applausi. Amici di Scratch, benvenuti per questa che veramente sarà una puntatona, reduci da veramente un grande successo della scorsa settimana, i quali veramente ci hanno riempito di email, di messaggi, hanno veramente addirittura intasato le linee telefoniche perché il computer è andato in tilt e tutti volevano partecipare. Abbiamo toccato degli argomenti importanti, vorremmo toccarli chiaramente in maniera diversa anche quest'oggi, verso la fine della trasmissione. Chiaramente parleremo di un grande ciclocross, il ciclocross d'autore, il Gran Premio Calcestruzzi Mosoli, in pratica il Trofeo Triveneto, e quindi vi daremo le immagini importanti della passata domenica, ma lo faremo insieme ai nostri ospiti. E che ospiti! Intanto salutiamo il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto, Renzo Zanchetta. Grazie per essere con noi. Non c'è bisogno che lega il suo nome perché insomma il suo nome lo hanno letto tutti, credo che sia il personaggio forse più famoso del ciclismo, un'icona, Francesco Moser. Grazie Francesco. Abbiamo l'avvocato Vittorio Botti, difensore civico della Regione Veneto, al quale veramente le tributo un grazie particolare per la sua presenza, perché parleremo proprio di avvenimenti che abbiamo toccato marginalmente la scorsa settimana. Questa puntata li vorremmo un po' più approfondire, grazie alla sua sapienza. Un applauso. Ma vogliamo parlare anche e soprattutto del benessere dei nostri atleti, e quindi chiaramente grandi gare. Il ciclocross è durissimo, lo sappiamo tutti, quindi il defaticamento, non so, anche le pratiche per massaggiare i muscoli, lo faremo insieme a Matteo Bacega, fisioterapista dello studio Physio Center di Villa del Conte. Ah, bene. Chiaramente parliamo di ciclocross, bisogna parlare con il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto, un ciclocross che sta affascinando, mutualizzato dalla famiglia Mosole, che la cosa non guasta, si sa che poi dopo in termini di garanzia quando si muove la famiglia Mosole qualcosa ne sanno. Però prima di parlare di ciclocross con lei voglio toccare un tasto che so che insomma affascina un po' tutti. Abbiamo circa 10 minuti prima della gara, sto velodromo si fa o non si fa? Nel 94 si doveva fare, poi dopo voglio sentire Francesco, si fa o non si fa? Beh, il velodromo si fa, credo che sia anche abbastanza ufficiale, nel senso che la delibera del Comune di Treviso c'è stata nella gestione della terra del terreno per edificare il velodromo in quel di Treviso, e quindi adesso il ciclismo di Marca con il suo presidente, onorevole Dussin, porterà al Ministero i progetti, perché comunque i tempi sono abbastanza stretti, nel senso che ci sono stati già 3 solleggi da parte del Ministero per non perdere i finanziamenti, perché i finanziamenti, voglio ricordarlo, sono 30 milioni di euro in 15 anni, di conseguenza è un finanziamento importante. Credo che adesso si sia sbloccato quell'inghibbo che c'era appunto all'interno del Comune di Treviso per la gestione della terra e anche così per le pratiche necessarie. Nell'ultimo consiglio comunale mi sembra che sia stato deliberato questo, di conseguenza adesso è tutto l'iter per portare avanti tutto il discorso. Quindi sicuramente va fatto e va fatto nel Comune di Treviso. Ecco, ci sono 2 scuole di pensiero, quella che lo vogliono alle bandie e quelli che lo vogliono da un'altra parte. Sono soldi pubblici, quindi chiaramente va rispettato, però come essendo soldi pubblici uno si aspetta anche poi dopo che questo velodromo possa funzionare. Sappiamo che a Montichiari qualche problema c'è già, perché non è facile trovare poi dopo la gente che insomma si accolli la spesa. Beh, certamente quando si è pensato a costruire il velodromo si è pensato anche alla sua gestione. C'è già qualche idea per costruire un'associazione che la gestisca, perché non può essere solo esclusivamente ciclismo, ma anche all'interno di questo pensare ad altre iniziative che riesca a tenere in piedi una struttura così importante e che comunque Treviso e tutto il Veneto si merita, perché voglio ricordare che Treviso è la provincia più ciclistica d'Italia,
ma il Veneto con i suoi circa 20.000 tesserati e oltre le quasi 500 società è sicuramente una regione pilota a livello nazionale dopo la Lombardia, anche se dopo Lombardia sui numeri ma non tanto sull'organizzazione e la qualità delle stesse. Di conseguenza credo che sia giunto il momento opportuno e anche giusto, anche perché il velodromo era stato chiesto anche in funzione dell'organizzazione dei mondiali, che chiaramente non potranno più essere nel 2012, ma l'intenzione iniziale era quella di costruire il velodromo e organizzare i mondiali su pista nel 2012. Non sarà più evidentemente appunto il 2012, ma pensiamo che entro il 2015 si possa fare il tutto. Allora, Francesco, tu che sai una pagina più di un libro di velodromi, ecco, non più di te sa nessuno quanto sia veramente importante il mantenimento. C'è stata la proposta della famiglia Mosole, la quale accoglieva questo velodromo all'interno di questo parco naturale, che poteva dare anche un prolungamento, quello che si dice il riscaldamento dei ciclisti, un'oasi felice, però ci sono anche dei problemi. Però, secondo il tuo polso, quanti velodromi hai visto che poi sono diventati delle cattedrali nel deserto? Perché poi dopo alla fine di questo bisogna parlare. Direi che qui si parla di un velodromo coperto e non è come tanti altri velodromi che ci sono in Italia, estivi, diciamo, scoperti, che si possono usare solo quei 4-5 mesi in sostanza. E poi c'è da dire che d'estate è molto meglio andare su strada o all'aperto, insomma, che al coperto. E il velodromo coperto è stato costruito, quello di Montichiari, lì ci stanno facendo allenamenti solo nazionale, gare fino adesso sono state fatte veramente poche, mi aspettavo che organizzassero subito una piccola 6 giorni almeno d'inverno per cominciare, invece non è stato fatto ancora niente, ma so che c'era questa proposta di fare la costruzione del velodromo lì dove sono stati fatti i mondiali, e non capisco perché se ci sono problemi di scelte del terreno, lì mi sembra che era stato offerto il terreno dove ci sono anche parcheggi e tutto, è vicino all'uscita dell'autostrada e sarebbe stata una locazione molto strategica da quel punto di vista, perché il velodromo, siccome non è che sono tutti dentro la città Treviso che lo usano, verranno da fuori, perciò deve essere facilmente raggiungibile sia dai praticanti che anche dagli spettatori. Questo credo sia una cosa fondamentale. Cioè, credo che qualsiasi persona quello che è ridicolo in Italia è questo, che quando, ma non è questo il solo caso, no? Stanziano i soldi e poi si litiga per farlo, per non farlo alla fine, perché poi alla fine non lo faranno come l'altra volta. L'altra volta era già stato fatto il progetto, firmato nel 94. Il velodromo io so che era stato appaltato, no? Perché io avevo parlato con la ditta che l'aveva appaltato. E che testimone oculare, fui uno dei pochi ad andare in comune, è vero. E io so, loro avevano appaltato questa opera in base al bando che era stato preparato dai progettisti, solo che quando sono andati siccome i tempi erano stretti, l'avevano fatto senza misurare le cose, l'avevano fatto sul computo metrico, così come è chiamato, no? L'appalto. E poi quando sono andati a vedere le cose proprio in dettaglio, i metri, non so, di calcestruzzo, di costruzione erano molti di più di quelli che erano scritti lì. E allora questi hanno rinunciato a costruire il velodromo. Loro le hanno detto che l'avrebbero costruito ugualmente allo stesso prezzo se gli lasciavano modificare il progetto. Io ho saputo questo dalla ditta appaltatrice, perché ho parlato con qualcuno di loro. Quindi sai di cosa parli. E invece non è successo niente, tutto è andato a monte. Ecco, Vicepresidente. Non vorrei che andasse a finire così, infatti, questa volta. Credo che sia del tutto comprensibile, insomma, perché le idee voi le avete giustamente, però nel concreto c'è una famiglia che vorrebbe in qualche maniera anche portare avanti un certo discorso. Mi viene in mente tanto 5 milioni di euro risparmiati, quanti 6 giorni puoi fare in sprombattuto già da subito. Ecco, soltanto questa è la preoccupazione, poi dopo che lo facciano dove vogliono, l'importante è che si faccia. Ma è chiaro che dopo l'esperienza fatta nel passato, che il velodromo non è venuto proprio per quello che in qualche maniera diceva anche Francesco, l'auspicio di tutti è che questa volta sia la volta buona, evidentemente. Poi evidentemente Mosole chiaramente è un imprenditore e fa l'imprenditore, però questo non è che sempre possa andare a collimare quelle sono le idee e anche le progettualità del pubblico, evidentemente sono soldi pubblici, e quindi, però io personalmente non mi fermo sul fatto della location, ma solo sul fatto che
è importante che venga fatto, questo è importante che venga fatto e credo che questa volta sia la volta buona, anche perché è vero quello che diceva Francesco prima, però è anche vero che a fronte di un preventivo mancavano 5 miliardi allora per costruire il velodromo e non era così facile trovarli e quindi un po' una cosa, un po' l'altra. È saltata un'occasione, speriamo che si riproponga e speriamo di trovare gente, se si è già deciso dove fare questo velodromo, che si accolli anche la spesa, chiaramente, della manutenzione. Allora, adesso prima tranche con gli allievi esordienti, donne allieve, donne esordienti, quindi buon divertimento. Bellissima gara, ben organizzata, per cui insomma viva il ciclocross. Gruppo sportivo Volpara, siamo a Mussolente per l'ultima di ciclocross di novembre, prima invece in studio di dicembre. Qua vediamo l'amico Giuseppe Quarato, qua abbiamo Zurlo, insomma tutti i migliori reduci da Modena sono qua a Mussolente, anche perché oggi qua è una gara veramente importante. Partiamo chiaramente con gli esordienti, donne allieve e allievi primo e secondo anno. Nutrito gli iscritti a questa bella kermesse, un panorama mozzafiato, quello che si può ammirare da Mussolente, ma soprattutto un circuito o un tracciato veramente disegnato in maniera ineccepibile dagli organizzatori. Ma vediamo le donne, tutti quanti sono partiti con un quarto d'ora d'anticipo, si temeva la pioggia, pioveva dappertutto, leitmotiv che oggi anche qua a Mussolente neanche una goccia, quindi il buon Dio sta dando una mano a tutto quello che è il grande carrozzone del ciclocross targato 2009-2010. Si diceva un percorso affascinante, duro in maniera giusta, anche con qualche parte di sterrato piuttosto impegnativo, ma soprattutto un percorso che anche qua è una sorta di crocevia tra il mountain bike e il vero ciclocross. Andiamo a dare qualche numero, abbiamo visto adesso la partenza anche degli esordienti con la maglia di leader della classifica che la indossa proprio Marco Zanella. Anche qua oggi c'è il ritorno di Giulio Franzolin, vedremo come si comporterà, poi chiaramente la sua assenza di 2 tornate ha dato la possibilità a Marco di allungare parecchio. Qua la gara la fanno sempre i soliti migliori, ma comunque sono tutti bravissimi. Abbiamo visto Quarato dalle immagini, ma qua abbiamo Zanella, abbiamo Franco Alessandro, poi abbiamo Pedante, Capati, poi abbiamo sempre Zamanini per gli A1, Zurlo Federico A2. Qua vediamo un infortunio, molto probabilmente una caduta sul muretto di questa atleta, subito soccorsa da un appassionato di ciclismo. Anche queste sono cose belle che si vedono. Qua vediamo un Federico Zurlo che sta andando via con il suo passo, dietro Luca Mavaracchio, anche lui fresco di premiazione del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Ve ne daremo uno scorcio subito dopo questa o la prossima gara, un piccolo saggio di quello che è stato, diciamo così, la chiusura organizzativa dell'Unione Ciclistica 2000. Ancora alcuni corridori, abbiamo visto Macor Simone, ma ancora a questo punto vediamo il numero 58 che è Zanatta Marco. Qua vediamo la Asia Paradin, anche lei molto bella sui pedali, è una bellezza vedere questa ragazza come va sui pedali, ma ce ne sono molti che hanno uno stile veramente particolare. Lo stesso Zurlo su tutti, è uno stile eccezionale. Camatta Beatrice, abbiamo vinto anche la Nicole Del Santo. Ricordiamo che qui oggi, prima era la Sara Romanin, oggi vige anche il campionato praticamente provinciale della provincia di Vicenza, quindi ci sarà una doppia vestizione di maglie, quella del trofeo di ciclocross, trofeo Triveneto, Gran Premio Calciastruzzi Mosole, e in più quello del campionato provinciale per gli atleti iscritti alla Federazione Ciclistica nel compartimento di Vicenza. Vediamo belle immagini su un percorso veramente leggermente allentato, ma non troppo, per cui la pioggia dei giorni scorsi l'ha allentato leggermente, però chiaramente si è subito risaldato il fondo del terreno, per cui anche gli atleti hanno potuto gareggiare in maniera così abbastanza sui pedali, sgonfiando un po' le ruote, perché chiaramente le ruote qua devono avere un po' più di grip, quindi si adotta questa alchimia, sgonfiare un po' i tubolari per poter avere più grip sul terreno. Via via passano tutti i migliori, abbiamo visto anche un po' di leggera fatica di Franzolin Giulio.
ma dietro subito lì che incombe proprio Marco, il quale veramente ha ristretto parecchio il gap dalle prime gare. Lo vediamo sempre molto vicino a Giulio Franzolin, il quale è veramente molto forte, ha dato dimostrazione di grande classe. Baratin Alessio, un allievo al primo anno della Rinascita Ormelle Pinarello, vediamo che anche lui indossa la maglia verde di capo classifica. Ancora uno scorcio su Asia Paladin, la quale se la sta prendendo un po' con calma, sta cercando di non sprecare troppe energie. Una Sara Romanin leggermente affaticata in questo tratto in corsa, vediamo. Anche lei sta andando molto bene comunque ultimamente, diciamo che sta facendo dei bei progressi. Per quanto riguarda la del Santo Nicole, ricordiamo che sarà colei che può partecipare al discorso della vestizione della maglia di campionessa provinciale. Gioppa Elisabetta, l'abbiamo vista, anche lei indossa ancora la maglia verde, leggermente in difficoltà, ultimo giro, tra poco ci sarà l'arrivo di tutte queste categorie. 5 sono le composizioni di questa gara, chiaramente, e 5 saranno gli arrivi che daranno poi dopo la classifica. Un bello scorcio su Coledan Nadir della ciclistica bugliese, ancora vediamo una bella pedalata di Coledan Nadir. È un tratto da non far ingannare, molto ripido questo, le telecamere un po' schiacciano, ma d'altronde Croce Delizia, le immagini sono bellissime, però chiaramente non si può avere una tridimensionalità del percorso, bisogna andare a vedere sul posto. Vediamo che questa è una salita veramente dura, arcigna, lo sa anche Durante Davide, il quale ha dovuto smontare da bicicletta e andare a piedi. Ancora vediamo la Elisabetta Giop, bravissima, con la maglia verde di capo classifica, anche lei un percorso piuttosto ostico per una ragazzina così esile, però si sta comportando molto bene. Ecco, qua diamo la misura di quello che cosa vuol dire essere anche gracili di fisico, però avere grandi stimoli. Bellissima questa vittoria, se la giudica il numero 74 ed è proprio Coledani Nadir della ciclistica bugliese, allievo al primo anno, su Durante Davide, Pelizzato Marco al terzo, Franco Alessandro al quarto. Allievi al secondo anno invece abbiamo Mavaracchio Luca, abbiamo visto una bella vittoria su Zurlo Federico, il quale si è attardato per qualche incidente meccanico, Macor Simone al terzo. Qua vediamo ancora Zanella Marco, esordiente, bravissimo Zanella, veramente bravo. Zanella Marco che vince su Franzolin Giulio, incredibile, sarebbe oggi la scommessa che diciamo la settimana scorsa, anche se ci sono gli assenti non vuol dire nulla. Oggi Zanella ha vinto su Franzolin Giulio, leggermente in difficoltà con Bondavalli Alex. Paladin Asia al primo posto per le donne allieve, Camatta Beatrice Leonardi Elena, e per le donne esordienti dal Pozzo Giulia Gioppa Elisabetta e Bellante Tania. Quindi adesso via con le interviste. Va bene ragazzi, è stato bello, possiamo andare. Luca, mantieni questa maglia nonostante la presenza di Zurlo. Sì, sono riuscito a mantenere questa maglia oggi, anche era una gara molto dura, non mi sentivo benissimo, però alla fine comunque sono riuscito a tenere il primo posto. Durante, allievo al primo anno, seconda piazza per te, ma conservi la maglia. Sì, sono riuscito a iniziare in testa, con le danne più forte. Ho cercato di conservare, di prendere la maglietta e sono riuscito. Come sarai contento? Sì, sono contento perché ho iniziato la settimana con l'influenza e sono riuscito lo stesso a essere in forma. Nonostante la presenza di Giulio, insomma, oggi sei andato prima e riconservi, insomma, ricandidi la tua leadership su questa maglia verde. Sì, oggi sono andato molto forte, sono appena uscito da un po' di influenza e le altre gare non sono stato proprio così splendido e oggi mi so difendere anche con i più forti. Giulio è andata benissimo a Modena, oggi un po' meno, comunque penso che tu sia molto contento di indossare la casacca, insomma, della Coppa d'Italia. Sì, sono contento anche se è andata oggi un po' malino, però non penso che sia andato tutto questo male, era Marco che andava molto forte. A Modena è andata più che bene, non pensavo neanche di fare un risultato così bello, adesso ho la maglia rosa e bisogna difenderla, quella maglia importante. Che bei tusi, che bella gente il ciclocross. Francesco, vedere questi ragazzini come ci tengono, la maglia rosa oppure la maglia del trofeo Triveneto, per loro è qualcosa di importantissimo. In testa una classifica è sempre importante, è chiaro che
Un ragazzo che magari poco tempo che corre si trova in testa alla classifica e cerca di rimanerci, quelli che sono di dietro vogliono andare davanti e questa è la competizione. Dopo le cose col tempo diventano sempre più importanti e comunque il cross d'inverno serve per mantenere la condizione per chi fa la strada. Oggi ci sono, diciamo, diverse scuole pensieri, di pensiero, ecco, chi dice che bisogna riposarsi, dice che bisogna fare attività. Ma una volta tu facevi il ciclocross, io me lo ricordo ancora come, ma anche Chiappucci. Ne facevo poco, dai, qualcosa, io facevo più pista che ciclocross. Questo è fuori discussione. Facevamo il ciclocross qui non mi ricordo come si chiama, a Tre Basiliche. Infatti. Ecco, ma un grande campione può portare ad affascinare il ciclocross, perché il ciclocross ha un po' sta pagando pegno, un po' il pegno dell'anonimato. Però no, bisogna trovare gente che abbia che si accontenti. Che abbia la classe di poter andare forte anche nel ciclocross, perché non so, uno come De Vlaming che andava forte su strada e vinceva anche il mondiale di ciclocross, questo era un corridore che dava lustro al ciclocross. E andava pure in pista. Anche altri, Van der Poel, l'olandese, anche lui vinceva su strada e vinceva anche sul ciclocross. Non è facile, oggi c'è più la tendenza alla specializzazione, vediamo anche la pista che diciamo è più vicina alla strada che non il ciclocross, la fanno sempre meno, ci sono tanti corridori che non sono neanche mai andati in pista, stradisti. Parliamo con il nostro dottore. Allora, Matteo, mi pare che ci siano delle scuole di pensiero, ma è vero che c'è una muscolatura adatta di più per il pista, questo qua è normale, come per il ciclocrossista, come per lo stradista, però può essere che il gap tra la strada e il ciclocross possa essere meno lungo o meno distante da quello diciamo, tra un pista e uno stradista? Ma sicuramente la cosa fondamentale è la tipologia di allenamento che si fanno su questi tipi di gare. Poi ovviamente dipende anche dall'interesse dell'atleta o del preparatore atletico che inizio di stagione programmano questi tipi di attività e di conseguenza ci sono delle programmazioni specifiche per i tipi di gare. Ovviamente con dei programmi di gare molto stretti come sono negli ultimi anni in cui l'atleta deve essere prestante in ogni situazione, in ogni momento, molto probabilmente è più facile gareggiare su tipologie di gare come le gare su strada che non fare una gara di ciclocross dove il periodo del ciclocross stesso è più ridotto rispetto al periodo di corse su strada. Poi consideriamo che nei nostri anni gli atleti possono fare anche i ritiri all'estero dove magari anni addietro questo era un po' più difficile per una serie di trasferte, di costi, di quello che ci poteva essere. Quindi probabilmente è cambiata la tipologia di gara, ma è cambiata anche la mentalità con la quale si affronta questa competizione, queste gare. Benissimo. Avvocato Vittorio Bottoli, lei, la gente dirà cosa ci sta a fare un avvocato della regione, però c'è un programma, c'è qualcosa di interessante alle spalle. La scorsa settimana abbiamo dedicato gli ultimi 20 minuti su quelli che sono gli incidenti della strada, su quelli che sono diciamo, i comportamenti sleali, ignobili di alcuni che investono i ciclisti. E io la settimana scorsa non so come mai i ciclisti, anche quelli che vanno soltanto per passione, hanno il diritto di andare in bicicletta e purtroppo non c'è una legge molto forte che li possa tutelare, come si tutelano anche le vittime del lavoro. E allora vorrei da lei un intervento spot perché alla fine sarà veramente un finale al fulmicotone questa trasmissione, perché vogliamo dare uno spettacolo nel vero senso della parola, fare stupire anche gli amici ciclisti, perché non c'è soltanto il ciclismo, diciamo così, da competizione, ma c'è un ciclismo che è votato alla strada normale, quindi lei si occupa proprio di questo aspetto. Sì, innanzitutto grazie per l'invito, perché uno dei compiti fondamentali del difensore civico, oltre a quello di proteggere, come vedremo tra un secondo, i diritti delle persone, i più vari tipi di diritto, ha anche il compito di fare comunicazione, perché è una figura, quella della difesa civica, ancora poco conosciuta nel nostro Paese. Ogni cittadino, chiunque qua presente, gode di determinati diritti, ha diritto alla casa, all'istruzione, alla famiglia, ai trasporti, a qualsiasi attività che riguarda la persona umana. Quando questi diritti sono violati, questi diritti devono essere protetti. La protezione può avvenire o per mezzo del ricorso ai tribunali ordinari oppure per mezzo di questa nuova figura, il difensore civico, che gratuitamente e tempestivamente tutela il cittadino quando uno di questi diritti di cui il cittadino gode è stato violato.
si occupa peraltro anche di quelli che sono i cosiddetti interessi diffusi, e cioè non del cittadino che ha visto violato, che presume sia stato violato un suo diritto, ma di quelli che sono gli interessi di gran parte dei cittadini, gli interessi alla salubrità dell'aria, gli interessi al fatto che in un determinato quartiere non vi siano bar fracassoni, e quindi interessi che riguardano più persone. Bene, l'interesse fondamentale che riguarda il maggior numero di persone è il diritto alla salute, o meglio, ancora di più, il diritto alla vita. E quindi se il difensore civico si accorge attraverso la sua esperienza, attraverso i molteplici casi che gli vengono rappresentati, che vi sono dei rischi che riguardano la vita, la salute della persona umana, che sono posti in pericolo da determinate situazioni, volute o non volute naturalmente dalla pubblica amministrazione, il difensore civico ha il dovere di intervenire anche di ufficio. E diciamo tecnicamente si usa pro bono, gratuitamente. Certo, Vero? assolutamente gratuita, cioè qualsiasi cittadino si può rivolgere al difensore civico, certamente non verrà richiesto neanche il pagamento simbolico di una carta da bollo, per intendersi, è assolutamente gratuito. Tra poco, verso la chiusura di questa trasmissione, quando saranno finite le gare, perché i nostri amici sportivi chiaramente sono lì che fremono per vedere le loro gesta, parleremo anche con l'avvocato Augusto Palese, che lo abbiamo qua, io voglio fargli proprio un applauso, e Alberto Pallotti, presidente della sede di Verona, per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada. Quindi tra poco ne parleremo. Allora, amici sportivi, seconda tranche, Mussolente, vicino a Vicenza, proprio vicino a casa nostra. Oggi, anzi domenica scorsa, i Mosoni non ci hanno fatto fare tanti chilometri, eravamo attaccati a casa, una gara bellissima con Junior, fascia 2, Zoppas, che ce l'abbiamo qua, e le donne tutte, avanti. Bene, vediamo Michele Cavalera, e qua chiaramente fascia 2 junior e donne tutte, questa seconda tornata, vediamo la Elena Valentini, vediamo la Lazzaro, vediamo Giuseppe Dal Grande, ma anche Zoppas e sempre a Sant'Eschiro, insomma i primi della classe. Si daranno battaglia in una giornata dove nulla è detto, perché abbiamo visto che tra percorso e percorso può, diciamo così, avvantaggiare questo o quell'altro corridore. La cosa essenziale, la cosa importante è che abbiamo visto anche prima una ragazzina esile come la Giop, come se l'è giocata fino alla fine, è arrivata seconda, bravissima, e quindi non è mai detto nel ciclocross, non c'è un calendario scritto con un ipotetico vincitore di questa o di quella gara, perché ogni gara veramente è a sé stante, ogni gara ha un suo percorso, ha le sue peculiarità, le sue, diciamo così, maliziose curve e le sue ascese ripide, quindi non è mai detto, può essere che possa avvantaggiare un passista piuttosto che uno scalatore, uno che abbia un fisico più possente piuttosto che uno più esile. Quindi è la bellezza del ciclocross che è aperto veramente a tutti, come si sta aprendo uno spiraglio. Lorenzo Rudi, il quale lo vogliamo vedere di nuovo pimpante come inizio stagione, ma anche la Isabella Armand del gruppo sportivo Versoliride. Io ringrazio sempre le grandi squadre che vogliono portare e portano le loro atlete a partecipare a questo ciclocross, perché vuol dire che hanno dei presidenti e dei direttori sportivi che credono nel progetto, diciamo così, nella filiera del ciclocross. Quindi non è che io voglio dire bravo Gigi Narder, ma lo sa che nel mio cuore, perché è un uomo che non lesina certo di mandare le sue atlete né su pista e né sul ciclocross, come d'altronde la strada. E i risultati li vediamo sempre, perché sono sempre all'altezza della situazione le proprie atlete. Ma non solo, abbiamo visto bene la Pizzolotto della Doppla Treviso, poi abbiamo la Trentin Latte, anche i trentini con Torresani Lara si stanno affacciando in maniera copiosa quest'anno a questo splendido ciclocross. Qua siamo al Volpara, siamo a Mussolente, avete visto e lo vedete dalle immagini che percorso straordinario, e quindi non fa altro che far piacere, perché ci sono grandi intelligenze e grandi motivazioni che fanno spingere sui pedali anche gli amatori della fascia 2,
con uno Zoppas che dovrà vedersela con Santeschiro, che è in grande spolvero, in grande recupero. Qua vediamo una Lazzaro leggermente affaticata, ma ha una bella pedalata, però a questo punto ha già forato una volta e ha perso qualcosa rispetto alle sue compagne di viaggio. Abbiamo visto anche Rudy Lorenzon, abbiamo visto una cicloamatrice leggermente sullo stanco, quindi dà spazio diciamo così, a coloro che vanno un po' più a tutta. Chiaramente qua c'è gente che va veramente tanto e anche gente che si diverte stando insieme in compagnia, e questo è il bello e il positivo del ciclocross, nessuno escluso. D'altronde chi è che pensa ad escluderli? È questo signore qua, Flavio Zoppas della V-Motorsport, che sta andando via con la sua pedalata, ma Santeschiro non molla. Santeschiro, un altro bellissimo atleta, veramente vanno i miei complimenti, sta andando alla grande. Una Elena Valentini che la vediamo nella sua mise da atleta, abbiamo visto in studio quanto è bella questa ragazza e quanti anche hanno scritto sulle email, su Facebook, quanto è bella Elena Valentina, ma sono tutte belle le atlete che praticano il ciclismo. Un'inquadratura, questi sono i fratelli Pavoni e questo è chiaramente l'ospite d'onore, la stella delle stelle oggi a Mussolente, ed è proprio Marco Aurelio Fontana, che si andrà a vedere con Alessandro Fontana. Quindi una gara, diciamo, di quelle importanti oggi a Mussolente, bisogna dire la verità. I colori dell'autunno, una panoramica su quello che è la pedemontana del Vicentino, che è a ridosso tra Mussolente, ricordiamo, e un crocevia proprio ai limiti tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza. Ma vediamo ancora una bella De Pietri Jacopo che si fa sopravanzare da un atleta. Fa ancora Rudy Lorenzon, lo vediamo molto bene oggi. Speriamo che possa ritrovare la pedalata, si diceva, delle prime giornate. Ancora Casagrande Michael della Rinascita Ormelle. Qui abbiamo Di Pieri Nicolò della Mountain Bike Rampi Club. Mentre a questo punto sappiamo che la Lazzaro ha bucato per la seconda volta, proprio un po' sfigata sta ragazza, bisogna dire la verità. Un colpo per una maniera, un colpo per l'altra, insomma. Gli diremo di farsi benedire un po', perché veramente ne ha bisogno, un po' perché la crosta terrestre sta andando contro la sua bicicletta e quindi fa più fatica delle altre, o perché veramente c'è sempre dei problemi meccanici. Allora chiediamo soccorso alla Ilenia per un meccanico che gli sappia mettere la bicicletta a posto come Dio comanda. Flavio Zoppas, bravissimo, però un complimento alla Ilenia Lazzaro, la quale è veramente sempre presente. L'abbiamo detto già settimana scorsa, ma queste sono le atlete che noi vogliamo caldeggiare insieme alla Elena Valentini, insieme alla Mara Dal Borgo, perché sono quelle che sono le più fidelizzate a questo trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. È importante che ci siano, se non ci fossero loro, come gli amatori e come in tante, come questa ragazza, la Casagrande Mai, che abbiamo visto anche verso l'Iride, abbiamo visto la Kautz Francesca poco fa. Ancora una bella immagine questa, vedete quanto è stretta quella stradina, un Santeschiro a tutta alla ricerca di rivedere quella maglia verde che gli si sta allontanando. Nulla è ancora deciso, però certo che Zoppas sta andando alla stragrande, come sta andando alla stragrande, scusate il bisticcio, Giuseppe Dal Grande, Rudy Lorenzon, si sta involando anche lui a una conclusione di una degna gara. Ma anche Santini Pietro, vediamo ancora la Mara Dal Borgo che veste la maglia di capo classifica, dietro era Cais, il nostro amico Cais, ancora Zoppas che sembra che quasi faccia una passeggiata, lui è un po' avvantaggiato rispetto ad altri, il mountain bike lui lo fa spesso e anche là è un fenomeno, per cui questo era un percorso certo che non gli dava fastidio. Scapolan Enrico, l'abbiamo visto adesso, bravissimo Enrico, sta cercando di trovare la forma migliore, è in metà tra la sua categoria, nella pancia diciamo del gruppo, metà classifica. Ancora il numero 68, Schiro Sante Schiro, Elena Valentini, e abbiamo visto che si faceva sopravanzare, mi pare, dalla Mara Dal Borgo. Tanto vediamo uno scorcio con Giuseppe Dal Grande alla carica, con il dorsale numero 34. Mi pare che abbia sopravanzato una atleta del verso l'Iride, mi pareva fosse proprio la Kautz. Abbiamo visto Trentin, Elena Valentini, tra poco vedremo il rush finale che concluderà questa tornata con le donne tutte, quindi elite, donne, e poi abbiamo le under, qua abbiamo fascia 2 e donne, ultimo giro, questo qua è l'arrivo. Bravissimo su tutti
su tutti Acquaviva Francesco dell'Ironman Cicli Protec, su Santini Pietro, Lorenzo Rudi al terzo posto, molto bene lui veramente, Lorenzo Rudi di Casagrande al quarto, Cisotto Iari al quinto. Per quanto riguarda invece le donne, tanto vediamo ancora altri arrivi, abbiamo la Valentini Elena, chiaramente da Cicli Fiorin de Spara al primo posto, Maniago Paolo e Dal Borgo Mara, bravissima la Dal Borgo, vediamo la Valentini, ma la Mara Dal Borgo al terzo posto veramente riconferma la sua leadership nel trofeo Triveneto, bravissima la Elena. Cauz Francesca al quarto, quindi ottima la sua performance. Quindi andiamo a vedere per quanto riguarda fascia 2, neanche a dirlo, abbiamo visto Flavio Zoppa, Sant'Eschiro al secondo, Joseph Martin al terzo, Dal Grande Giuseppe al quarto della C-Tech. Vediamo la Mara Dal Borgo concludere al terzo posto, chiaramente. Seconda per quanto riguarda le amatrici, però terzo assoluto, Flavio Zoppa, vedete come sta andando, neanche sta facendo tac tac tac, cioè lui è cadenziato, bravissimo Flavio Zoppas, bravissimo. Conclude anche Francesca Cauz e quindi adesso le premiazioni con tanto di vestizioni di maglie, ricordiamo Comitato Provinciale di Vicenza. Questo è il secondo, Sant'Eschiro, lo vediamo, bravissimo anche lui. E guardate che Sant'Eschiro gli sta facendo veramente, lo sta facendo un po' tribulare questo Flavio Zoppas. Ancora Dal Grande, tra poco vestizione maglie e premiazioni e chiaramente le interviste di Rita. Andrea, in più di un'occasione abbiamo detto il sacrificio di venire a fare il ciclocross qua in Veneto. Tu sei affiliato con la Giorgione di Castelfranco Veneto, ma fai tanti chilometri. Sì, abbiamo fatto anche ieri quasi 20 ore di viaggio per arrivare qua tra traghetto e macchina, perché sono del sud Sardegna e quindi devo salire a Olbia a prendere la nave. Faccio tanti sacrifici quindi. Mi piace così tanto? Sì, è un mondo bellissimo il ciclocross perché è come una grande famiglia. Anche oggi ho pranzato con le altre squadre, siamo tutti uniti dopo, in gara e anche prima. Ecco, tu cos'è che sogni? Beh, spero di piazzarmi bene a Milano ai campionati italiani. Elena, oggi una bella vittoria qui a Mussolente. Ti è cambiata un po'? Cosa hanno detto quando sei stata in studio che ti hanno visto in borghese? Tutti mi fanno i complimenti, ma l'importante è dare tutto in gara e ce la sto mettendo tutta e la stagione sta andando benissimo così. Ecco, punti alla maglia? Sì, cercherò di riconfermarmi a Milano e poi chissà che arriverà anche una maglia azzurra, chi lo sa. Cosa gli vuoi dire a Fausto Scotti? So che ci segue. Ma io credo che sia un CT molto serio e molto bravo, sa quello che fa e credo che se mi ritenerà all'altezza del compito magari mi chiamerà. Rudy, insomma, non è una vittoria ma è stata sufficiente per indossare questa bella maglia. Sì, sono arrivato terzo ma sono riuscito comunque a mantenere un vantaggio abbastanza grande per tenere la maglia. Cosa pensi in quel di Milano che tra poco ci vedrai ai campionati italiani? Sì, ancora manca un mese abbondante agli italiani, ci sarà ancora tempo per prepararsi rispetto ai passati piazzamenti. Questo terzo posto mi tira su un po' di morale. Mara, tu stai tenendo duro la grande? Tenendo duro davvero perché questa qua è una gara difficilissima in salita, la salita non è il mio forte, diciamo che ho battuto le mie aspettative. Insomma, approfitti un po' dell'assenza della Staffer per mettere qualche cosa nel canestro. Beh, sicuramente sì, perché quando poi c'è lei è molto più difficile. Brava Mara, bravo Tocco, che si fa 20 ore di viaggio per poter gareggiare alle gare del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcio Professionale. Queste sono alcune... Scusate, peccato del microfono, vabbè, grazie, scusate. Allora dicevo che queste sono alcune delle alchimie di Patron Mosole, dove vede Andrea Tocco farsi 20 ore di viaggio dal sud della Sardegna, arrivare a Olbia, prendere il traghetto e poi dopo arrivare qua. E affascina questo, come affascina lo stesso Quarato che si fa da Taranto arrivare nei nostri posti 1000 passachilometri, a volte in condizioni veramente, diciamo, non quasi disumane ma quasi. E il fascino del ciclocross
si dice che Remida è Remo Mosole che sta confezionando questa pro bono perché spende del suo. Francesco, io non so tu che rapporto abbia con Remo, io lo conosco da tanti anni, però vedo che da tanti anni si prodiga per poter creare questi piccoli miracoli, che poi dopo in effetti lo sono. Aggregare tutta l'Italia in questa maniera. Non fa solo il cross, perché certo, ci mancherebbe. La squadra dei dilettanti, che è un impegno importante, poi credo che prima di fare il ciclocross era stato fra i promotori del mondiale di Treviso e Verona. Ne ha fatti qualcuno, È sempre stato nel ciclismo perché è un grande appassionato, ha avuto anche qualche corridore in casa, ha avuto anche qualche soddisfazione da quel punto di vista. Adesso si è un po' dedicato a questo ciclocross perché ha questo circuito, diciamo, nella sua proprietà, e credo che sia anche un vantaggio per i ciclisti poter gareggiare in un posto come quello dove lontano dal traffico. Sei anche protetto, insomma, certo, e ne parleremo proprio alla fine di questa trasmissione. Però cosa si pensa, Renzo, come vicepresidente del Comitato Regionale Veneto, quando in Veneto vengono a gareggiare dei ragazzi da così lontano? Io gli farei un premio soltanto per la loro dedizione, per la loro volontà, ma soprattutto per la passione. Mettono passione in quello che fanno. La passione, la molla è lo stimolo che ti fa spianare le montagne, evidentemente. Però questo è anche un campanello d'allarme, nel senso che se un ciclista che ha passione e voglia di praticare il ciclismo dalla Sardegna o dalla Sicilia deve venire in Veneto o in Lombardia, evidentemente vuol dire che strada ne dobbiamo ancora percorrere molta per mettere in condizioni questi giovani che poi magari saranno o non saranno campioni, però il ciclismo, a me piace pensarlo, specialmente nelle attività giovanili, come propedeutico alla vita di un domani, alla formazione anche di questi nostri giovani, non solo esclusivamente per formare dei campioni, perché lo sappiamo bene che ne partono tanti, però pochi poi riescono ad emergere a livelli di Francesco Moser, tanto per fare un nome. Evidentemente la federazione deve impegnarsi, nel Veneto stiamo facendo il nostro meglio e credo che i risultati si stanno già vedendo, però a livello nazionale evidentemente c'è un'Italia a due marce, l'Italia del Nord, dove comunque il ciclismo è radicato da anni, è all'interno, è nelle vene, è nel nostro DNA, quindi riesce anche tutto molto più semplice, per noi è una cosa abbastanza normale, e questo però non avviene nel Sud, nonostante che il Sud abbia espresso corridori, grandi talenti, quindi sicuramente è un lavoro. C'è sempre stata la differenza. Sempre stata, ma questo non vuol dire che dobbiamo fermarci sul fatto che è sempre stata. Adesso diciamo che ci sono diversi corridori che vengono dal Sud e vengono a abitare qui nel Nord, nelle società, perché fare ciclismo, diciamo, da Roma in giù è difficile perché non c'è un calendario di gare e uno è costretto a sobbarcarsi. È un'Italia molto lunga. Questi viaggi qua mi arrivano i messaggi con questo. Guarda, Francesco, siamo messi male. Questa è una posta aerea telefonata, è incredibile. Se la inventano, trovategli un applauso, ma non è possibile. Pronto? Chi parla? Sì. Buonasera Arcesi, sono Salvador, l'organizzatore del trofeo Triveneto. E là, un applauso a te. Ciao Giacomo. No, volevo prima di tutto fare i complimenti a Francesco Moser, che sono nato il stesso giorno che lo conosco da una vita e ero il suo tifoso, e lo ringrazio per quello che sta facendo per il ciclismo e per quello che sta parlando a riguardo del ciclocross, perché so che lui ha fatto diversi anni, che d'inverno qualche volta faceva il ciclocross insieme a Chiapucci. Anzi, da cicloamatore l'ho trovato a Bessica di Gloria insieme a Saronni negli anni dall'85 circa. E quel giorno mi ricordo che mi ha fatto soffrire perché quando andava su strada metteva il 53 e io, da povero cicloamatore, sono riuscito a staccare perché c'è un campo di grano da attraversare a piedi l'ultimo giro. Ma Madre Natura lo ha fornito di attributi esagerati, Giacomo. Moser era un grande e anche adesso è un grande. Noi ti ringraziamo. Ti ringrazio ancora di quello che sta facendo per il ciclismo e che ultimamente partecipa alle nostre trasmissioni. Quello è una cosa importante per il ciclocross, per farlo crescere, perché abbiamo bisogno di tante persone di quel livello. Bene, ma Giacomo, a che ora mi fai svegliare domenica? Ma alle 4 domenica. Io sai che ti odio.
alle 4 domenica. Grazie Giacomo, un applauso. Perché alle 4? Perché sono molte la strada da fare. Avvocato, si parla che è un'Italia lunga. Lei comunque è avvocato nella regione Veneto, una regione baciata dal Signore, miracolo del nord-est, non tutta l'Italia è uguale. Però siccome i leitmotiv della parte terza di questa trasmissione sarà la passione e soprattutto la volontà di aggregarsi e di compartecipare, ecco, cosa si può fare per accorciare questo percorso italiano lungo? Per carità, teniamocelo così com'è, è così bello, accorciarlo. I discorsi sono sempre quelli che si fanno. Se si sente la lunghezza dell'Italia vuol dire che non in tutte le parti l'Italia è sviluppata come dovrebbe essere. Cioè, nel campo, da quel che ho capito, nel campo dello sport, del ciclismo, se devono venire da là in fondo per gareggiare o per farsi conoscere o d'altro, vuol dire che là non è sviluppato nello stesso modo. È un controaltare anche si dovrebbe nella funzione ipoteticamente economica. Accorciare, certo, dal nord al sud, questo è evidente, però geograficamente io non la toccherei. Mi pare giusto, grazie. Quando avevamo fatto i mondiali in Sicilia, in quegli anni lì c'era stato un certo risveglio anche di Nel gare. 94 se non sbaglio. E c'erano state diverse gare fatte in Sicilia. Se consideriamo che quando ho smesso di correre io facevamo almeno una decina di gare in Sicilia, in Calabria, c'era il Giro di Puglia, della Campania, adesso tutte queste corse praticamente sono sparite. Quest'anno, siamo ancora nel 2009, non c'è stata neanche una giornata di gara in Sicilia dei professionisti, parlo. Quando correvo io c'era il Giro della Sicilia, il Pantalica, l'Etna, facevamo 3-4 circuiti degli Assi, qualche volta andava al Giro, va anche adesso il Giro d'Italia, qualche volta, ma vediamo che quest'anno è andato in Olanda invece che andare in Sicilia. Francesco, io vi voglio affiancare una frase meravigliosa di Rigonister che diceva: se si abbandonano le montagne avremo le radici a Venezia, se si abbandona lo sport, avvocato, credo che noi avremo veramente dei grandi problemi a livello generazionale. Riusciremo ad abbandonare quello che è l'etica sportiva, propedeutica per la vita, e ci troveremo veramente in un mare di guai, perché i bar e le discoteche la faranno da padrone. Non so qual è il suo pensiero. Ah beh, siamo d'accordissimo. È importante però che nascano anche dei campioni. E io ricordo una volta c'era un campionato abbastanza famoso, campionato per avvocati tennisti, Associazione Italiana Avvocati Tennisti, e si girava tutta l'Italia a fare questi tornei. E una volta mi trovai con dei campioni americani che si stavano allenando per una grossa gara che doveva essere fatta il giorno dopo. E ci raccontarono che loro alle 7 della mattina erano sul campo per palleggiare e provare tutti i colpi, e erano sbalorditi dal fatto che gli atleti italiani verso mezzogiorno prendevano il cappuccino, dopodiché iniziavano con calma. Ecco, questo è importante perché, ad esempio, in una disciplina che io amo molto, quella del tennis, quanti anni sono che noi non abbiamo un campione? E mancando i campioni, speriamo, perché mancando i campioni tutti i circoli di tennis stanno fallendo, certo, stanno chiudendo. C'è bisogno, quando c'era un tipo come Moser, io credo che se anche uno non avesse avuto il sacro fuoco del ciclismo, per forza doveva appassionarsi. Sono i grandi campioni che attirano i giovani. Quello diceva Giacomo Salvador, viva Moser, che è ancora lui che tira un po', certo. Nel senso che comunque io non nascondo, non sapevo che ci fosse questa sera, che quando l'ho visto sorpresa, ho provato una certa emozione. Le fa un grande campione. Dottore, tra poco vedremo, state con noi perché faremo un finale veramente importante, ma bere, i ragazzi, ci sono dei dati che sono inquietanti. Allora, il 3% pratica sport a livello agonistico in Italia, in Veneto va un po' meglio con una media del 7%, però quello che fa paura è che il 90% dei 14enni hanno già usato alcol, cioè ci sono delle cose inquietanti che stanno succedendo. A livello fisico non è che ti chiedo di spaventarli, ma cosa succede? Ma sicuramente quello che ha appena affermato l'avvocato. Noi abbiamo delle immagini, le metteremo in onda forse tra qualche settimana, ma di ragazzi goliardici che bevono e inneggiano allo stravolgimento, al bere tanto perché si sentono dei gladiatori, fanno degli inni, tumore al fegato perché vogliono bere tanto, cirrosi epatica. Questi sono i cori, ve li faremo vedere. Sì, questo è un messaggio purtroppo che io riscontro quotidianamente nella mia attività, visto che comunque mi occupo anche di riabilitazione in acqua presso la piscina comunale di Cittadella, al centro noto Cittadella, e
vedo bambini, e vorrei esagerare con una stima di circa un 50% di ragazzini che vengono a fare la classica scuola nuoto, che non si vedono più i classici bambini longilini magri, ma sono già tendenti all'obesità o comunque tendenti al sovrappeso. Quindi vuol dire che questo di base c'è un concetto fondamentale che è sbagliato: l'alimentazione intesa a scuola, intesa nelle mense, intesa proprio dal fatto che i ragazzetti non vediamo più bambini giocare nei prati, nei parchi, rincorrere il cagnolino o altre cose del genere, e questo alla fine è controproducente proprio perché i ragazzini non hanno più quella capacità di sviluppare quelle attività quotidiane normalissime legate dal tono muscolare, legate da una postura, legate da una capacità mentale di sviluppare dei schemi motori che non ci sono più. Vuoi perché la scuola probabilmente tende sempre più a fare i ragazzetti in un'attività sedentaria, che non hanno possibilità di muoversi. A casa poi ovviamente hanno sempre più a che fare con internet, con PlayStation, con tutte quelle attività sedentarie che non permette mai poi al ragazzo di svilupparsi fuori. E questo poi, oltre che da un punto di vista del bere o dell'alimentazione scorretta, lo vediamo anche perché stanno insorgendo sempre più problematiche legate alla schiena, quindi patologie come la scoliosi sono sempre più diffuse, proprio perché mancando queste attività di base non si ha più nulla. Oltre a questo vorrei dire che molto probabilmente mancano dei valori veri e propri dei ragazzi, manca la capacità di soffrire, di mettersi in gioco, in discussione. Lo sport è una palestra, è comunque un sapersi confrontare con altri ragazzi. Mi è piaciuta l'affermazione che ha fatto il ragazzo, se non sbaglio, di Sardegna, che ha detto: comunque io mangio con altri ragazzi di altre società, di altre squadre, ma alla fine è tutta una famiglia, perché comunque lo sport deve fare questo, deve creare quell'aggregazione di legare. Poi se ci sono anche i risultati sportivi, bene, giustamente i grandi atleti si creano se c'è un vivaio, e il vivaio deve essere fatto nei ragazzini da persone, chiamiamola società, ma la società è fatta di persone, siamo noi che siamo quei predecessori di questi ragazzini che probabilmente ha sbagliato qualcosa e forse dovremmo aggiustare la mira. La società siamo noi, il traffico siamo deve noi. Fare di più sì. La scuola per lo sport. Mi pare che in questi giorni hanno detto che sia stato fatto questo accordo. Sì, ma bisogna mandare gente competente a parlare nelle perché scuole. oggi non è più come una volta, per dire, io andavo a scuola in bicicletta e andavamo non un metro, no, chilometri, facevo 7-8 chilometri andare a scuola. Oggi i ragazzini, allora, per dire, noi andavamo a scuola con la corriera quando non andavo in bici e facevamo 1 chilometro a piedi per andare a prendere la corriera. Oggi la scuola media è dove andavamo noi a prendere la corriera, però c'è il pulmino che viene a prendere. È una bella differenza, è una bella differenza. Noi andavamo lì a prendere la corriera. Una considerazione che la faremo tra poco, un applauso a Francesco e ai nostri ospiti. Con il dottore abbiamo creato un mostro perché è bravissimo, ma adesso la terza tranche e poi di nuovo qua in studio per veramente l'ultima parte al fulmicotone, quindi adesso con Elite, Under 23 e fascia 1. Andiamo. Under 23, fascia 1 Elite. Oggi qua veramente abbiamo, non diciamo il gota assoluto, però con Marco Aurelio Fontana, con Alessandro Fontana, con Ponta, insomma le cose cominciano già a farsi interessanti. Noi volevamo mettere la Freecam sul casco di Pietro Pavoni, il quale è sempre squisitissimo, intanto vediamo alcuni appassionati, diciamo così, di grande fascino. Abbiamo visto Damiano Grego, campione del mondo juniores proprio in questa specialità, ma purtroppo il giudice ce l'ha fatta togliere questa Freecam, negandoci poi comunque uno spettacolo. Inutile che noi parliamo di fare molto per il ciclocross, per cercare di dare quelle novità, quelle, diciamo così, quei piccoli accorgimenti per renderla più accattivanti, poi dopo i giudici vogliono fare i protagonisti e ce li hanno tolte. Fossimo forse stati la RAI avrebbero anche concesso la Freecam, ma speriamo bene a Luci che possano veramente farci di nuovo rimettere in bicicletta la Freecam. Allora, quindi l'appuntamento è a Luci per settimana prossima. Si stava dicendo Under 23, fascia 1 Elite. Qua abbiamo Marco Aurelio Fontana su tutti chiaramente, ma andremo a vedere se Retis Diego riuscirà
a conservare la maglia verde, come d'altronde Cusin credo che proprio non abbia problemi, perché sta andando alla grande proprio dalle primissime gare. La seconda tappa già indossava la maglia verde di capo classifica, ma su tutti insomma oggi dobbiamo commentare Marco Aurelio, il quale è uno tra i primi 10-11 nel rating mondiale per forza e per risultati, quindi oggi è una grande opportunità anche per noi che seguiamo questa gara di vedere un fenomeno, di vedere un campione. Ecco, oggi sarebbe stato bello vedere anche Franzoi, però chiaramente gli impegni, bisogna anche dire, sono molti per i ciclocrossisti, specie in questo periodo dove chiaramente nell'inverno il ciclocross, diciamo così, assume il fascino, diciamo, più importante. Olla Alberto, abbiamo visto Thomas Paccagnella, Garziera Alessandro ancora della World Service Brenta, Zampedri Deriche del team Sud Tirol, l'abbiamo visto poco fa, ma Straccia Michele, ma qua ricordiamo anche per quanto riguarda gli Under 23 abbiamo Mirko Tabacchi che comunque indossa la maglia verde, ma anche Alessandro Calderan, poi abbiamo Iotti Andrea, Leveri Kevin che la scorsa settimana ci ha fatto brillare gli occhi, a quel di Lives a Bolzano. Elite abbiamo Paccagnella Thomas, anche lui in maglia verde, chiaramente sta andando alla stragrande Thomas Paccagnella, segno che l'allenamento paga, e qua vediamo un Marco Aurelio Fontana, guardate che forza che ha. Io vorrei vedere adesso nelle stesse immagini quanti, qua abbiamo Marco Ponta, ragazzi, anche lui va via come un siluro, vedete con quale cattiveria spingono sui pedali. Bella questa immagine, ci fa capire un po' la forza di questo o quell'atleta. Vai Thomas Paccagnella, anche lui va via con un po' più di fatica, perde forse quel secondo e mezzo. Qua abbiamo Alessandro Fontana, anche lui cerca di trovare la rincorsa, però è veramente ripida e lui purtroppo scivola. Ecco, vedete, queste sono le cose che ci fanno vedere. Comunque Alessandro Fontana ha qualche anno in più e ha sempre comunque doti di grande classe. Anche qua abbiamo visto così mettere il piede a terra, quella è una salita ripidissima, non ci facciamo ingannare. Marco Aurelio Fontana ha una classe, ma ha una forza che è veramente devastante. È devastante la forza di Marco Aurelio Fontana e lo dimostra anche in queste sue performance. Rilancia la sua pedalata, ha uno stile tutto suo particolare. Tanto saluto a Lucky Martin, anche a Francesco Trevisin, sempre vicini al mondo dello sport. Intanto un attento quarato insieme a un suo amico, poi mi pare che sia di Bari questo amico, lui di Taranto. Prima abbiamo visto Andrea Tocco, bravissimi, fanno chilometri sta gente. E allora noi dobbiamo commentare, sì certo, le gare, ma dobbiamo anche commentare quella che è la vita del sacrificio di queste persone. Settimana scorsa Diego Rezzi mi alzo alle 4 del mattino per andare a lavorare e al pomeriggio all'una che smetto vado in bicicletta. Segat Marco, l'abbiamo visto adesso, della Cycling Team Friuli, quindi gruppo esercito anche per lui, quando l'esercito presta le proprie creature, i propri soldati per praticare sport. Dobbiamo rammentarlo questo. È bello vedere dei soldati che sono nell'esercito che vengono a fare dello sport. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, si diceva negli anni 60-70, e allora mandiamo i soldati a praticare sport. E forse credo che questo sia il messaggio più importante. Ponta Marco, anche lui, Ponta Marco, Cycling Team Friuli, veramente la tradizione friulana è veramente importante. Un Alessandro Fontana che sta andando comunque alla stragrande, ragazzi. Questo signore è un atleta di quelli. Pietro, poi abbiamo anche Paolo Pavoni, questo qua è Pietro Pavoni, elite del Team Cobo, ma del Team Cobo li vogliamo citare, c'è anche grandi Alessandro, c'è Paolo Pavoni, poi c'è Straccia Michele, bravissimi, tutti quanti del Team Cobo Pavoni, loro arrivano con il loro camperino, si mettono là, fanno le loro preparazioni, sono sempre presenti, hanno una passione smisurata, bravi fratelli Pavoni e tutta la Cobo. Belle immagini queste che danno il significato del terreno di Mussolente. Diego Retis, il quale sta andando con il suo passo, oggi fatalmente e facilmente indosserà anche la maglia di campione provinciale ancora. Bella questa immagine con un Calderan Alessandro del Cycling Team Friuli veramente in grande ascesa, lo vediamo sempre meglio sui pedali, ma perché no, ma li abbiamo visti tutti, Daros, Perini, Caldart, Del Riccio, abbiamo visto bene anche Carmine Del Riccio, ma perché no, anche Diego Lavarda, mi piacerebbe citarli tutti, peccato che il tempo è tiranno e non può durare 6 ore questa trasmissione, allora faremmo veramente ogni nome con tanto di codice fiscale, vorremmo veramente citarli tutti perché tutti sono protagonisti, qua sono più di 200 i partenti e 200 protagonisti. Intanto volevo porgere un saluto anche a Armando Zamprogna che era della partita, lui è venuto qua a Mussolente a vedere i suoi pupilli, ricordiamo Armando Zamprogna
quante ne ha fatte a Scorzea, Silvelle, campionati del mondo, ciclocross in tutte le maniere, quindi è venuto a sorvegliare quello che hanno fatto i suoi pupilli, i suoi ragazzi e soprattutto a tifare tutti gli atleti. Marco Ponta ancora su tutti, vediamo con quale cattiveria, e sui pedali anche Paccagnella, la grinta, ecco Paccagnella lì davanti a un Ponta e a un Marco Aurelio Fontana, stimoli eccezionali, stimoli esagerati per questi ragazzi, quindi li fanno crescere perché hanno davanti veramente dei guru, hanno davanti dei personaggi incredibili, quindi misurarsi con personaggi, con atleti di quella caratura è incredibilmente motivante e lui lo sta facendo. Bravo Paccagnella, stai andando alla grande e noi ti siamo vicini. Paccagnella Thomas lo vediamo bene, Alessandro Fontana arranca addirittura dietro a Paccagnella. Oggi è una giornata ma anche un percorso particolarmente duro, veramente duro. Vediamo intanto i profumi, i colori dell'autunno, i malli, mi pare, le castagne, che chiaramente sono abbondanti in questa parte della pedemontana. Ancora il numero 17, Mirko Calvi del Roveredo in piano. Ancora Marco Aurelio Fontana con il dorsale 2, guardate, saluta il pubblico, pare che non faccia fatica, sembra che sia in carrozza in prima classe, lui se lo può permettere, lui può fare lo sborone. Numero 1, vince alla grande e senza discussioni. Marco Ponta ha una manciata di secondi, bellissima la sua gara, ricordiamo Marco Ponta, Cycling Team Friuli, ma soprattutto anche lui esercito, saluta. Ottima la sua prestazione, a grandi margini di miglioramento Marco Ponta, ma anche lui, anche Thomas Paccagnella, World Service Brenta, questo ragazzo ci farà brillare gli occhi, ne sono certo. E qua vediamo Mirko, no, qua abbiamo Cusin intanto, fascia 1, non scherziamo, Simone Cusin, Cycling Team Friuli V, su Daros Christian e Perini Paolo, bravissimo, mentre questo è Mirko Tabacchi che in pratica veste la maglia verde grazie a questa sua bella vittoria su Calderan Alessandro, lo vediamo, e Smarzaro Igor, quindi il componimento della classifica di queste 3 batterie è questa, archiviamola e adesso vi diamo in pasto alle interviste. Marco Aurelio Fontana, venire a Mussolento ormai è un leitmotiv e qua era una storia annunciata in qualche maniera, un bel percorso duro, non hai avuto nessun rivale. Sì, è 3 anni che vinco e quest'anno era l'esordio per la mia stagione crossistica, ho avuto piacere di farlo qui perché mi trovo bene, l'organizzatore è sempre molto accogliente, quindi la gara è dura, come hai detto tu, è veramente impegnativa, però fortunatamente anche dopo la pioggia è rimasto abbastanza asciutto il terreno, c'erano solo 2 o 3 punti sporchi, mi sono divertito, è andata bene, un buon test. Sì. Prossimi obiettivi sono il campionato italiano e poi chiaramente il mondiale. Sì, adesso a dicembre farò un paio di gare di coppa, qualche gara all'estero e poi gennaio il mondiale italiano, sono gli obiettivi principali. Saranno le solite grandi sfide e spero che la gente verrà a bordo pista a guardarci. Mountain bike o ciclocross, qual è il dilemma? Non posso dirlo. Marco Ponta oggi è stata dura, insomma, un percorso decisamente ostico, un Marco Aurelio Fontana esagerato, insomma hai dei margini di miglioramento secondo me. Sì dai, diciamo oggi era un percorso molto duro e in questo periodo sto lavorando molto, quindi sono anche molto affaticato, però sicuramente Aurelio, anche se è ancora in preparazione, ha una gamba nettamente superiore, insomma è uno dei migliori al mondo e niente, io sono contento della mia gara, ho dato il mio meglio, ho cercato di controllare per non andare fuori giri un po' e niente dai, è stata una buona gara anche di allenamento. Paccagnella oggi una giornata particolarmente dura, un percorso misto biker e misto ciclocross, comunque insomma la zampata c'è stata. Sì dai, io sono mezzo biker, mezzo crossista, quindi mi si addiceva abbastanza, era duro perché c'era tanta salita, però in discesa mi sono divertito, qualche traverso si è fatto, poi ovviamente vincere era difficile con nomi come Fontana e Marco Ponta, però io ci ho provato, il podio è venuto e dai, la condizione c'è, andiamo avanti così che va bene. Mirko Tabacchi, allora insomma sta maglia è tornata alla grande. Sì, molto bene oggi, non avrei mai pensato perché è stato un po' in settimane un po' di confusione, ma
Insomma, oggi sono riuscito a dare il massimo. Bene. Remo Mosele, so che hai appena smesso di andare in bicicletta e fare qualche chilometro, poi subito qua a Mussolente per questa gara. Ho finito a mezzogiorno e mezzo perché ho fatto 85 km. Da veterano sono io a fare 85 km, non è poco. Ma la domenica, se non faccio questi chilometri, mi sembra che la settimana non mi passi mai. E quando si corre in bicicletta si smaltisce tutte quelle cose che prendi nel lavoro, nelle bille che puoi prendere, perché il momento è difficile, arrabbiature eccetera, corri in bicicletta, ti trovi bene, dopo sono partito in picchiata, sono venuto qui, perché la domenica, quando tu passi la domenica a vedere lo sport che ti piace, cominci il lunedì con un altro buon umore e fai la settimana tranquilla. Bene, poi a microfoni non tanto spenti, Mosele ha detto un'altra cosa. Stefano Retis, campionato provinciale a Mussolente, presentaci questi 12 fanciulli. Con la gara di Mussolente si è assegnato il campionato provinciale di Vicenza. Io ti presento i campioni provinciali nell'ordine: Savio degli amatori fascia 2, Diego Retis degli Elite, come ho già detto. Si sente, No, è perché non avevano. Alex Nardon, Under 23. Bravo. Nicole Del Santo delle allieve. Sara Vallortigara delle donne. Bravissima. E Sant'Eschiro per gli amatori fascia 2. E questo è il papà di Nicole Del Santo. Questo è il papà, questo è Giuseppe Del Santo, papà della Nicole, e uomo in più per i nostri, tutti gli atleti vicentini, a prescindere dalle squadre in cui corrono. Fa assistenza meccanica, ma soprattutto ci mette la voce, che è quella che fa vincere i nostri ragazzi. Bravissimi. Un po', dimmi. Ti rubo un minuto, con noi accompagnatore questa sera c'è anche il segretario del Veloce Club Torre, Sergio Bernardi. Benissimo, grazie. Io saluto Sant'Eschiro e Flavio Zoppa che sono venuti a trovarci. Vi ringrazio, un applauso a voi che siete bravissimi, ma adesso andiamo. Allora, io sapete che poi mi organizzo in qualche maniera, cerco di documentarmi. Si parlava prima con l'avvocato, quella che è un po' il leitmotiv ultimamente, cioè nel senso che i più forti prevaricano sempre più deboli, e si parla di strada, si parla di ciclisti che purtroppo ci lasciano la pelle, tanti ce la lasciano nella funzione del loro allenamento, come tanti atleti, giovani atleti, a volte anche soltanto appassionati. Tutti dovrebbero avere il diritto di comunque poter fare quello che vogliono, la loro passione espletarla, e perché no, anche invadere, tra virgolette, le strade, perché se le strade sono occupate, non è che siano occupate soltanto dalle biciclette o dai pedoni, sono occupate dalle macchine. Poi dopo la bicicletta è ecocompatibile, deve avere addirittura più spazio, ma andremo a vedere. Ma io adesso voglio farti vedere alcune cose che io tiro su da internet, poi andremo a parlare con l'avvocato. Ciclisti, un morto al giorno, la bici più pericolosa della moto. No, non è vero niente, non è pericolosa la bici, sono titoli di giornale sbagliati. Non ho mai visto una bicicletta pericolosa, io sinceramente, avvocato. Lei? No, non credo proprio. Non credo proprio, vero? Andremo poi a valutare queste cose qua. Donna con SUV investe un ciclista, tra virgolette, grave. Andavo a fare la spesa e la motivazione. Dove cacchio andavo a fare la spesa con un SUV o sul Sahara o a Rio delle Amazzoni, perché non è possibile. E anche il SUV ha una sua prerogativa molto, molto, molto precisa. Ne parleremo con l'avvocato. I SUV, qua c'è una bella pubblicità. E poi perché succede questo? La strada è di chi se la prende. Cioè, scusate, non è molto ben visibile, però questo è lo slogan pubblicitario. Avvocato, si prepari, È uno slogan fuorviante, si può dire fuorviante, poi lo vedremo. Vabbè, ce ne sono tante, talmente tante, guarda, butto via perché sennò facciamo una vita, guarda qua. Questo è bellissimo. Italia, stragi di ciclisti, 1000 morti in 3 anni, che non è vero, sono molti di più. In bicicletta si perde la vita e la politica fa niente, o fa finta di niente. 1000 morti, sono molti di più, poi avvocato ne parleremo. Addirittura ci sono più morti nelle strade che tra le forze armate, nella guerra dell'Afghanistan o nella guerra dell'Iraq. Molti più morti. Il ciclista è ignoto, questa è bella. Immigrato muore travolto in bici, il pirata identificato grazie a un video. Grazie a un video. Poi dopo scrivono che Franco Volpi è morto in un incidente stradale. Precisione, è morto in bicicletta travolto da un'auto. Qui è stato investito un ciclista, anche questo. Ce ne sono talmente tanti di articoli, ma non in 10 anni, in pochi giorni.
ciclista ucciso da autopirata, è morto all'ospedale Centauro travolto da un pirata, morto all'ospedale perché mi pare che poi dopo 2 o 3 giorni un morto per incidente stradale non è più contemplato come morto vittima della strada. Parlo a nome dell'associazione. Pescara travolto e ucciso un ciclista sul lungomare, Foggia autopirata invece 2 ragazzi, ce ne sono una marea, guardate, li ho soltanto trascritti così. Pieno. Albissola ciclista investito da un'auto. Guardate, questi qua. Un altro ciclista morto sulla strada, quello che è giusto, quello che è sbagliato, guarda, è pieno, io sono stufo. Bene, io prendo l'avvocato, io voglio parlare con Avvocato Augusto Palese, è lei? Sì. Ecco, io le do il microfono, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Guardi, io faccio vedere questa pubblicità prima in video. Allora, questa è una pubblicità dove una macchina in pratica passa sopra i limitatori di velocità e va velocissima, come dire, cioè frega niente. Se è garante, vabbè, hanno fatto delle dimostranze. Questa è un'altra macchina, più di 320 km orari su strada. Io adesso chiedo a lei, che è avvocato, non possiamo andare a dire che questi sono dei delinquenti, che... Però cosa vuol dire incitare? C'è una formula, non lo so, io non sono un avvocato, però mi incazzo come una bestia perché non so cosa, non trovo le parole. Beh, intanto ringrazio dell'invito, sono qui come avvocato dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada e sono onorato di essere qui, vicino anche a un campione come Moser, che anzi potrebbe fare da testimonial per queste campagne e per la sensibilizzazione su queste cose. Perché no? Un applauso. Per quanto riguarda la domanda specifica che mi ha fatto, c'è da pensare molto e c'è anche da studiare. Si potrebbe parlare di istigazione quasi, non dico a delinquere perché è un po' troppo, ma sicuramente di istigazione alla maleducazione. È difficile poter dire se ci possa essere una rilevanza penale per quanto riguarda la formulazione di queste pubblicità. Sicuramente c'è una rilevanza morale ed è una cosa molto importante. Rilevanza morale significa che per evitare queste cose, anche a livello di programmazione, e a questo punta molto la nostra associazione, bisognerebbe cominciare dalla cultura, è una questione culturale, di natura generale, che dovrebbe partire proprio dalle scuole, dalla cellula primaria della società che è la famiglia, dagli ambiti sportivi, quindi anche del ciclismo e degli altri sport, proprio per prevenire, per un effetto deterrente più che repressivo, affinché non avvengano le tragedie sulle strade. Avvocato, voi avete fatto una marea di chilometri per raggiungere presso i nostri studi, no? Beh, non tantissimo. Perché nel ciclismo vige la regola di incazzarsi per delle cose che poi non esistono, no? C'erano con uno piuttosto che con un altro per un articolo perché l'altro ha parlato male di Tizio, quando i problemi reali sono questi. Anche la vostra voce, sì, benché sia supportata da un'associazione importante, però è una voce che a volte non ha voce. Sì, questo è vero, però bisogna continuare ad impegnarsi in questo senso, come dicevo, soprattutto per una questione culturale, è importante. Poi è chiaro che in relazione, parli che io la sento, in relazione ai ruoli, in relazione all'attività, in relazione alla professione che si svolge, è importante dare il proprio contributo. Non dimentichiamo, come lei ha detto prima, ha parlato di guerra in Afghanistan, che ogni anno sulle strade muoiono 6-7 mila persone. Ci sono più di 20.000 lesionati gravi, 200-300.000 lesionati. Se pensiamo a questi numeri si tratta di una vera e propria guerra. Pensiamo poi alle persone che stanno intorno ai danneggiati, alle vittime della strada, e quindi sono delle cifre spaventose a livello sociale, a livello anche di costi, pensiamo alla sanità pubblica. Ed è un campo nel quale assolutamente ci si deve impegnare sempre di più. Alberto Pallotti, presidente della sede di Verona dell'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada. Buonasera. Ecco, c'è un dato, che poi dopo ne parleremo con l'avvocato, che se un povero Cristo viene vestito in bicicletta e muore dopo 3 giorni non è più una vittima.
Sì, diciamo che da questo punto di vista si parla della battaglia delle statistiche. Le statistiche che vengono fornite dagli organi ufficiali sono sicuramente fuorvianti, deviate e tendono a dare delle informazioni per rappresentare una realtà che si sposta ad uso e consumo delle persone che deve dare questa notizia. Ricordiamo a tutti che siamo ben lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione Europea di dimezzare il numero dei morti per il 2010. Non lo raggiungeremo, non è che siamo lontani, non lo raggiungeremo. Il discorso che lei faceva prima, che non abbiamo voce, è assolutamente pertinente, è pregnante in questo caso. Io domenica ho fatto la manifestazione consueta delle croci in piazza Bra, mettiamo 100 croci in ricordo dei morti purtroppo che a Verona in provincia ci sono ogni anno, sono 100 morti ogni anno circa, ci si sbaglia di poco. Allora ho deciso di mettere nella piazza più simbolica della nostra città, piazza Bra, davanti all'arena, sul sagrato dell'arena, per cercare di richiamare l'attenzione. Purtroppo troppo poche persone vengono, troppo poche persone si informano, ed è questo il reale motivo per il quale questa strage stradale che lei menzionava in precedenza, con tutti questi fogli che vedo per terra, può proseguire in questi termini di indifferenza sostanziale. Sì, ne parlano, certo c'è delle azioni concrete, ma di fatto c'è un'indifferenza sostanziale sul territorio. Il problema è che manca un'associazione importante che possa essere supportata come la nostra, perché il dolore dei familiari, cioè dei componenti da questo... sordo addirittura. No, è troppo devastante. Lei si figuri una persona che perde 3 familiari cari, come me, o anche come, non lo so, la famiglia Mantovani, hanno perso moglie, figlio e altra figlia. Diamo in un voto, incidente lei cosa ha solo. perso? Guarda che la stiamo facendo quasi in diretta. È rimasto, qui in diretta. è rimasto da solo. Lei, la sua storia? Io ho perso il mio zio, mia nonna e mio nonno in un incidente stradale. Così, mio zio è morto nell'incidente stradale. Sono andati a casa e hanno dato la comunicazione a mia nonna che era morto il figlio, ed è morta immediatamente. E poi è morto il nonno, di conseguenza ha perso il primo figlio, ha perso la moglie e si è lasciato morire. Era forte, ha retto degli anni, ma di fatto ha retto degli anni. Ecco, questo dolore, quello silenzioso che c'è, come diceva lei, sordo, all'interno delle case, sì, si tende a dimenticarlo, si tende a escluderlo per andare avanti, perché la vita continua, è più facile vedere le cose belle quando uno non è toccato dalle cose brutte, ed è giusto ed è umano che sia così. Il problema è che mancando un vero associazione, possiamo chiamarla anche sindacato, come si può fare con i lavoratori o come con gli incidenti sul lavoro che lei menzionava prima, ma è un'altra cosa l'incidente sul lavoro, è molto più tutelato, perché i lavoratori sono tutelati dai sindacati, sono tutelati dall'articolo 1 della Costituzione, invece le vittime della strada godono di processi ordinari e non di processi abbreviati, non hanno sconti, non hanno riti, e soprattutto la giustizia è lenta, impacciata, patteggiano, troppo ricorso a patteggiamenti facili. Quello che voglio dire è che per tipologia siamo l'associazione, dovremmo essere l'associazione più grande, più importante, più forte d'Italia, perché se lei conta che ci sono circa 3 milioni e mezzo di persone toccate da un incidente stradale, non ho detto morti, ho detto toccate da incidente stradale, come diceva negli ultimi 20 anni sicuramente ci sono 2 milioni di feriti. Poi ci mettiamo dentro 150.000 morti, facciamo il conto di tra parenti e amici quanta gente può essere. Chiunque di noi ha un amico che ha avuto un incidente grave, o qualcuno di noi, oppure purtroppo è deceduto, qualsiasi persona di noi. Il problema è che ci andiamo a scontrare contro la lobby della mobilità su strada. Come lei diceva, i ciclisti, importanti i ciclisti, perché i ciclisti fanno parte della categoria debole della strada, perché sono 2 ruote, fisicamente sono inferiori al camion, alla macchina, tendenzialmente si vengono a privilegiare per numero, per quantità, per sostanza, il traffico su 4 ruote, cioè le macchine vengono privilegiate rispetto al ciclista, e come dice lei mancano le strutture per i ciclisti. Dove vanno a allenarsi i ciclisti? Di fatto si riversano su delle strade. Poi, complice il fatto che c'è un'errata percezione, questo si parte dalle scuole, si parte dalla famiglia, dalla società, che l'utente della strada che non ha una targa possa dimenticarsi del codice della strada perché non ha una targa, questo è un altro errore che fanno a valle i ciclisti. A monte c'è un errore che manca una progettazione, manca un favore per il ciclista, e quindi il ciclista si riversa in strada, mancano le piste ciclabili, va. Poi anche il ciclista è indisciplinato perché tendenzialmente non rispetta il codice della strada e di fatto controsenso, passa col rosso, sono in quattro a occupare la carreggiata, ma questa è una conseguenza di un problema che c'è a monte, di voler ignorare quella che è la problematica stradale.
E quando una persona muore, purtroppo il Pescantina, il paese dove vivo, è morto Andraga Ronzi l'anno scorso, ha perso una borraccia, è scivolato, è finito contro una macchina dall'altra parte. Quelli sono incidenti che un ragazzo di 18 anni non può morire in questa maniera qua, mentre si sta allenando. Non deve morire come tutti gli altri, sto parlando di uno spaccato. Quindi io sono molto vicino a queste persone, perché so i rischi che corrono tutti i giorni per allenarsi sotto la pioggia, sole, differenza, lastre di ghiaccio, macchine che vanno, tombini aperti, buche sulla strada. È difficile affrontare una giungla del genere. Ci vorrebbe a monte una programmazione diversa, molto più importante a livello istituzionale, per quello che c'è la colpa grossa, grave delle istituzioni. Ma quando io ho parlato, e parlo davanti ai tavoli della sicurezza stradale, oppure parlo anche a livello governativo, mi dicono: ma cosa vuoi che rifacciamo le strade italiane? Cioè, ma stai scherzando? Siamo proprio a termine. Vi ringrazio ancora per l'invito. Noi ringraziamo te. Avvocato, un applauso. Io prima ho mostrato questa fotografia di una macchina dove in pratica fa da bullying e prende una ventina di corridori, guardate, un macello. Avvocato, come ci si può difendere? Beh, innanzitutto facendo quello che stiamo facendo questa sera. È sempre un problema di comunicazione e di conoscenza. Io riconosco, confesso anzi, che sino a 2 anni fa il problema non me l'ero posto. Sì, leggo anch'io i giornali, continuamente si legge di queste disgrazie, delle volte ovviamente viene data anche la giusta dimensione, perché sono 3 ragazzi alla volta magari che si schiantano il sabato sera o il venerdì sera. Però dopo, lunedì, passa tutto. L'occasione di questo mio interessamento nacque perché 2 anni or sono venne invitato come relatore a un importante convegno a Vicenza, promosso da un sindacato di polizia. C'erano persone di un alto livello, c'era il capo della polizia, Manganelli, ricordo, e c'erano i rappresentanti, c'era la presidente e i rappresentanti dell'associazione, che io non conoscevo peraltro, familiari vittime della strada. In questo convegno, che durò addirittura 3 giorni, venne sviscerato tutto il problema, compreso anche una colpevole negligenza da parte delle pubbliche amministrazioni, che avrebbero i mezzi, volendo, per cercare di porre un freno, perché, apro una parentesi brevissima, altro aspetto che io non conoscevo, la maggior parte delle vittime è per incidenti che accadono nella città, quindi non sulla strada dove la gente corre o d'altro, e sono mancanza di rispetto, 2 minuti e poi ci parti mancanza di rispetto di precedenza e quant'altro. Allora l'amministrazione certamente può fare qualcosa. Io iniziai ad interessarmene, vidi anche dal punto di vista tecnico quali potevano essere e presi un'iniziativa abbastanza, sotto un certo aspetto, clamorosa. Mandai una lettera a tutti i sindaci, oltre 580, di tutto il Veneto, invitandoli a provvedere a informarsi quali strumenti tecnici potrebbero cercare di fermare questa strage. Stiamo vedendo delle immagini, è più importante la parte culturale, l'aspetto culturale o il controllo? Io so, e deve essere telegrafico, che c'è veramente dei sistemi di controllo importanti, il traffico tecnologico è uno di questi, che in pratica mettono dei monitor, delle telecamere che vedono tutta la situazione. Ecco, è anche importante questo, perché mi pare che in questi incroci gli incidenti cadono del 60%. Sì, io teniamo presente una cosa, che io spesso ho tutelato... Scusi, dobbiamo avere un'altra telefonata, perdoni perché siamo in chiusura. Pronto? 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 Sì, pronto, buonasera. Senta, sono la Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, Giuseppa Castelli di Mastroianni. Buonasera, buonasera. Ci chiama un po' in ritardo, siamo voi in chiusura, signora. Io a lei volevo porre una domanda. Io lei l'ho conosciuta tempo fa e le ho fatto una domanda. Cosa vuol dire in termini di perdite di vita, ma non soltanto? Lei ha fatto una considerazione geniale. Vuol dire depotenziare una società dalle sue eccellenze. Quanti di questi giovani potevano veramente cambiare la nostra vita con le idee? Mi viene in mente un Pasteur, fosse morto di incidente a 18 anni, non ci avrebbe donato quello che ci ha donato, come così Sebim e tanti inventori e tanti artisti. Lei mi vuole dire che bisogna porre attenzione alla vita, perché
la perdita di una vita è veramente depotenzia la società di una ricchezza, abbiamo detto, ma depotenzia anche la famiglia, perché le relazioni tra le persone sono sacre, perché i figli, i genitori, con loro c'è una relazione veramente sacra, naturale, sacra, e quindi la vita si pone al primo posto, ma questa attenzione alla vita dobbiamo averla tutti, non soltanto coloro che sono alla guida, ma coloro che debbono stabilire le condizioni perché quelle guide siano guide che non distruggono la vita. Cioè noi dobbiamo riferirci al compito delle istituzioni, perché secondo noi, per esempio, poniamo, va bene, l'attenzione al conducente che trasgredisce, ma dobbiamo porre l'attenzione alle istituzioni che magari omettono di eseguire i compiti che la Costituzione stabilisce, cioè garantire i diritti umani, e quindi vorrei che ci fosse una maggiore attenzione all'impegno delle istituzioni, perché io dico che le istituzioni, se non si impegnano, mantengono le condizioni perché si verifichi la strage. Allora, quando abbiamo fatto quel convegno, si è parlato della necessità dei controlli, abbiamo detto che è bene che ci siano controlli integrati nel territorio, non soltanto attraverso le forze dell'ordine, ma anche attraverso i mezzi tecnologici. Tutto questo deve essere comunque sostenuto da un impegno globale, cioè ogni parte della nostra società deve impegnarsi, cioè ciascuno deve fare la propria parte, le istituzioni, i politici, le istituzioni che controllano il territorio, coloro che invece portano avanti la formazione come le scuole, e anche i mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione fanno formazione o fanno disinformazione. Lei inizialmente ha fatto vedere la pubblicità di quell'auto, la strada è di chi se la prende, non sa che accanto a quella c'era un altro video che faceva vedere, perché quella pubblicità è legata a una macchina che si chiama Nitro, la Nitro, e quindi ci fa pensare alla nitroglicerina, qualcosa di esplosivo, ma accanto a quella era un cagnolino che si permetteva di fare la pipì sulla ruota, e quel cagnolino esplodeva e si vedeva il corpo carbonizzato del cagnolino. Mi veniva di telefonare, di comunicare con l'associazione di protezione degli animali e dire: guardate che le bestie non sono gli animali, ma coloro che hanno fatto questo video. Io, Presidente, la ringrazio, siamo proprio in chiusura. La invito qua quando lei vorrà venire dalla Sicilia, penso che le stia chiamando. Ok, buonasera. Buonasera, grazie. Cortesissima. Siamo proprio in chiusura, cosa dire? Quello che ha detto è vero, bisogna soltanto che vergognarsi. Io intanto saluto il vicepresidente del comitato regionale di Veneto, Renzo Zanchetta. Francesco Moser, grazie di essere stato con noi. Spero che te la sei passata. Grazie Vittorio Bottoli, grazie Matteo per la tua presenza, ti aspetto ancora a te. Volentieri. Allora, in chiusura, proprio come ha detto la Presidente dell'Associazione Italiana Vittime e Familiari e Vittime della Strada, dobbiamo vergognarci. Concludiamo come tutte le altre puntate, sono passati più di 75 minuti e ricordiamo che per questione proprio di forma e di educazione e di compartecipazione che sono passati 75-80 minuti e 900 bambini anche in questa piccola puntata sono morti di fame. Arrivederci.